Ieri un'altra finale con un esito differente, però continuiamo a dircelo e a ripetercelo, noi siamo super soddisfatti. Avere un altro scudetto sarebbe stata una cosa straordinaria, però è anche vero che certe sconfitte sono sconfitte che sono vittorie in realtà, perché la Dinamo va in una coppa più importante, farà la Supercoppa, ritornerà ad avere una squadra ancora competitiva l'anno prossimo, ha trovato un allenatore che ha valorizzato tutti gli italiani, che ha valorizzato tutto il roster e il banco ha rinnovato per altri 3 anni, quindi mi sembra che la stagione sia diventata veramente straordinaria, comunque anche perdendo la finale scudetto. Ormai sardo adozione, l'emozione dello scudetto è incredibile, ma anche questa di stasera. No, fantastica, insomma questa emozione non ci si abitua mai, un abbraccio dai nostri tifosi così è qualcosa di unico e particolare, insomma siamo contentissimi, niente, adesso stacchiamo un attimino la spina e poi ci ributtiamo subito nella prossima stagione dove proviamo a tornare in finale per rigiocarci lo scudetto. Il nostro pazzo! Più che un saluto è un arrivederci, tra qualche settimana si rinizierà. Sì, abbiamo vissuto delle emozioni incredibili, come dicevo prima, vivevo in un'isola fantastica come Formentera e sono stato catapultato, però vivevo come un balordo, nel senso che ormai pensavo di aver dato tutto quello che avevo alla pallacanestro e che la pallacanestro non avesse più bisogno di me. Pensavo che comunque non ci fosse nessuno che credesse in me, invece Stefano è stato santo a credere che potessi fare ancora qualcosa di buono. Poi ho avuto la grande fortuna di capitare in un posto come questo, con dei ragazzi come questi, con una società come questa, e immeritatamente oggi mi trovo qui a festeggiare. Tra l'altro è clamoroso il fatto che pur non avendo vinto la piazza fosse piena. Questo secondo me la dice lunga su... A proposito di crescere dal punto di vista sportivo, no? Oltre la vittoria. Assolutamente vero, questo è un insegnamento per tanti. E poi insomma, sei arrivato qua 4 mesi fa con un gatto, una PlayStation, adesso vai via con 12 figli. È vero, vado via con 12 figli, una Coppa Europea, 22 partite vinte, una finale scudetto, una semifinale di Coppa Italia. Devo comprare una valigia più grande. Ciao Poz! Ciao!